Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta il CERN sta cercando davvero di fare qualcosa di davvero colossale. In effetti il gran collizionatore di hadroni LHC potrebbe in questi giorni, anzi forse in questi mesi, cercare di raddoppiare la sua, diciamo, velocità. Quindi vuole imprimere il doppio della potenza finora sfruttata, in effetti cercando di fare, diciamo, creare qualcosa come un buco nero, quindi una breccia, diciamo, dimensionale, quindi ipoteticamente un portale verso qualche altra cosa. Quindi anche se gli scienziati molti hanno dei dubbi che possa succedere davvero qualche cosa di brutto, in effetti come ben sappiamo ragazzi i buchi neri sono molto instabili, i wormhole sono molto instabili, in effetti non sono così facili da tenere sotto controllo, quindi se per puro caso si creasse un buco nero qua sulla Terra, non so le conseguenze che potrebbero causare a tutto il pianeta. Lì sottoterra, ragazzi, ci lavorano più di 6.000 scienziati di 86 nazioni del mondo. In effetti, Amelia vogliono raddoppiare l'acceleratore del CERN, quindi vogliono imprimere la doppia potenza che hanno fatto fino ad ora per vedere se riescono a creare quel famoso buco nero, portale dimensionale, questo portale come lo vogliamo chiamare, quindi vogliono aumentare l'acceleratura di questo collisore di particelle, quindi in effetti vogliono raddoppiare l'accelerazione di questa potenza in effetti e vogliono fare tipo un buco nero, una breccia, una cosa così comunque che sarebbe secondo molti scienziati molto rischiosa, soprattutto considerando che, come ben sapete, i buchi neri, wormhole e tutto questo sono molto instabili, quindi non sarebbe una cosa tanto ipoteticamente facile da fare e poi da mantenere in effetti, quindi diciamo che l'antimateria potrebbe far scomparire tutto e tutti, quindi diciamo che questi qua prima o poi qualche guaio pure lo faranno, quindi in effetti vogliono raddoppiare questo fascio di particelle a velocità vicina a quella della luce e vogliono farle collidare tra di loro, cioè li vogliono far scontrare. Quindi in effetti scontrandosi queste particelle a velocità della luce, quindi sicuramente positivo e negativo, vogliono creare quel famoso tipo particella di Dio come il bosone di Higgs che come dicono tutti gli scienziati potrebbe diventare stabili a livelli di energia molto alti che potrebbe provocare il collasso istantaneo dello spazio e del tempo. Pensa un po' che dicono qua. Diciamo questi sono fisici, non è che lo dico io, quindi sono fisici che affermano che questa cosa è pazzesca, è pericolosissima in effetti. Quindi potremmo scomparire pure in un secondo, come dice questo fisico. Quindi è meglio, come diceva quest'altro scienziato, non sfidare le leggi di Dio. In effetti loro vogliono arrivare alla famosa particella di Dio, cioè quello che ha creato l'inizio del Big Bang e quindi loro vogliono arrivare a quel punto lì. Però facendo così, facendo collidere al doppio della velocità della luce queste particelle si potrebbe creare un buco nero che potrebbe collassare su se stesso e quindi automaticamente ragazzi anche per noi sarebbe la fine in effetti. Quindi diciamo che non tutto è perfetto come dicono loro, questi basta che fanno esperimenti di tutti i generi, quindi che poi un'altra cosa che è uscita fuori ragazzi che il CERN in effetti ha ammesso che il CERN
si dice che possa attrarre asteroidi vicino alla Terra, quindi in effetti hanno fatto anche questa teoria ultimamente che questo LHC, questo acceleratore di particelle, potrebbe essere anche tipo come una calamita con tutti questi asteroidi che ci stanno in giro, anche se il CERN ha smentito questa teoria, ha fatto calmare un po' le persone perché qualche scienziato aveva ipotizzato che questo LHC, il collisore di particelle, sarebbe come una specie di magnete in grado di attrarre asteroidi. Questa cosa hanno detto che non è vero, che non esiste, che possono diciamo fungere da magnete, e hanno smentito questa cosa. Quindi vedi quante cose che ci vengono nascoste che poi man mano escono fuori, diciamo. Quindi loro stanno cercando di aprire una porta dimensionale, cioè una cosa molto rischiosa, anche perché io mi ricordo, se qualcuno si è visto un film di fantascienza, in effetti loro volevano fare questo tipo bosone di Higgs perché sul pianeta non c'era energia e volevano fare nello spazio questo acceleratore di energia. In effetti ci riuscirono, questo è un film di fantascienza, non mi ricordo il nome, riuscirono a fare questa, diciamo, accelerazione. In effetti sono scomparsi dal nostro mondo, sono riapparsi in un altro. Poi hanno rimesso in moto questo coso, sono ritornati nel nostro mondo un'altra volta perché la prima volta non vedevano più la Terra, loro orbitavano al di fuori dalla Terra. Quando hanno fatto questa accelerazione di particelle, cioè, avvocate, è scomparso il pianeta. Poi l'hanno rifatto e è ricomparso il pianeta. Però, in effetti, poi sulla Terra sono arrivati tipo degli esseri mostruosi venuti da altre dimensioni e hanno invaso la Terra. E al finale il film finisce che abbiamo portato qualcosa, abbiamo fatto entrare da un portale dimensionale qualche cosa di oscuro. Quindi anche questa è una teoria che dicono gli scienziati, quindi aprendo questo varco spazio-temporale, questo portale dimensionale, c'è anche il pericolo che possa entrare qualche cosa che non sappiamo. Quindi al di là del fatto che potrebbe essere instabile e quindi collassare e inghiottire tutto il pianeta Terra, quindi partiamo da questo, ma poi ipoteticamente potremmo pure dire che in altre dimensioni, in altri mondi paralleli ai nostri, forse non sono come noi esseri umani, ma sono mostri tipo dinosauri, questi mostri qua, tipo quei film di fantascienza, tipo Alien. Quindi quello dicono, quindi non far entrare nulla che venga da un'altra dimensione. Può darsi che non sono poi pacifici come noi. Quindi vogliono, diciamo, alcuni scienziati dicono di sì, alcuni dicono di no. Comunque questo acceleratore di particelle che è il CERN, che sta a Ginevra, hanno dichiarato che loro vogliono raddoppiare la potenza per vedere se riescono a creare qualche cosa di simile al buco nero, quindi un portale dimensionale, qualcosa comunque che, bravo, questi ci faranno fare la brutta fine, sono convinto. Loro in effetti vogliono aumentare, diciamo, questa potenza. Ciao Letizia. Quindi in effetti lì sotto, ragazzi, pare che non ci stanno niente, però ci stanno 6.000 scienziati di 86 nazioni diverse. Quindi pensate che non è che è stato solo l'America, no, tutto il mondo è compreso, stanno tutti gli scienziati di tutte le nazioni lì. Però alcuni sono propensi a fare questa cosa, altri no. Quindi diciamo ci sta un dibattito che è pericoloso creare questa cosa perché potrebbe, diciamo, rivolgersi, ricontorsi contro di noi in effetti, quindi ricontorsi, diciamo, ci potrebbe portare a una catastrofe, non lo so che cosa dire, però per dirlo questi qua non sono pazzi al finale. Quindi questi credono che facendo questo buco nero, se il buco nero diventa instabile, collassa e come ben sapete quando collassa inghiotte tutto. Quindi se fortunatamente si aprisse un buco nero al CERN,
questo inghiottirebbe la terra in un secondo. Sì, tutti i cervelloni, sì. Ma tu guarda, hai detto una cosa bene, per fare questa cosa gigantesca, perché questa non so quanti chilometri è, questa è tutta. E loro vogliono vedere nelle altre se c'è un'altra dimensione, questo vogliono vedere. Loro vogliono vedere se ipoteticamente si può creare un buco nero e quindi vedere se ci sono dei portali dimensionali, loro vogliono fare questa prova. Dico io, la volete fare, ma andate a farla da un'altra parte, no sulla Terra. Queste scoperte qua, queste cose pericolose, perché sono pericolose. E si potrebbero fare se voi state su Marte, se state su Venere, qualche pianeta lontano da noi, eppure staremo in pericolo volendo. Quindi io credo che certe cose non vanno fatte proprio perché è impossibile capire la particella di Dio, cioè loro vogliono capire come è partito tutto, quindi voi non potete mai capire la potenza di Dio, questo non lo potrete mai fare. Quindi loro la chiamano la famosa particella di Dio. Quindi loro vogliono arrivare al punto cruciale quando è iniziato il Big Bang, quindi il bosone di Higgs sarebbe la particella di Higgs. Quindi vedi questi come sono pazzi che vogliono creare una cosa che ha creato Dio, quindi pazzesca pure. Quindi vogliono creare quel momento, capisci? Quella collisione che ha generato l'universo. Vedi quanto sono pazzi questi che si credono tutti e 6.000, però non tutti però, perché per la metà non sono d'accordo su questa cosa, credono di potersi avvicinare minimamente alla creazione di Dio. Quindi diciamo che sono pazzi. Sì, sì, ma questo qua sì. In effetti pure io ho visto un film dove aprivano un varco spazio-temporale con questa energia per l'energia del pianeta e si sono portati a casa dei mostri in effetti. Quindi ho visto un film di fantascienza che diceva comunque, spiegava in poche parole che aprendo questi portali possono arrivare cose mostruose qui sulla Terra. Quindi dice è meglio non aprire queste porte, questi portali perché non sappiamo cosa ci sia dall'altra parte. Quindi evitiamo questa cosa. Quindi come ha detto Letizia, dice invece di spendere miliardi e miliardi di euro per queste cazzate, scusate la parola ragazzi, spendete i soldi per i bambini che si muoiono di fame e tutto, quindi non spendete soldi miliardi e miliardi per fare un esperimento che poi si potrebbe rilevare rilevare in effetti pericoloso se non mortale per noi, quindi dico ma state bene oppure no? Quindi diciamo che questi davvero vanno fuori di testa. Eh sì, Letizia, quello è bello, fai miliardi e miliardi, poi la fame nel mondo, questo, poi miliardi per fare ste stupidate, non fammi dire brutte parole, ma non le fanno, quindi vogliono cercare di aprire questo buco nero perché vogliono vedere che cosa ci sta. Cioè, ma dico io, no, ma perché non stiamo calmi? Perché dobbiamo fare ammafanuoi? Quindi diciamo che è un casino, questi sono pericolosi comunque. Questi secondo me qualche volta, pure qualche mattina ci svegliamo, come disse un famoso film, ci svegliamo già morti, quindi dici come facciamo a svegliarsi già morti? Ci svegliamo già morti. No, no, questo è capace, Lupus, questo ci dice domani come ti svegli morto? No, questo è pazzesco proprio, già ci abbiamo i guai nostri, no? Poi si mettono pure loro. E vabbè, questi sono capaci di fare qualche guai, con le menti perverse che tengono qua. Fanno un acceleratore doppio di questo che è e fanno collidere due forze, una positiva e una negativa. E che ne sa che succede poi? Quindi alla fine credo che qualcosa di brutto possa succedere.
Oh no, Lupus, uno è un conto dire, però dopo dobbiamo vedere che succede. Perché un conto è fare una teoria e un conto se la fanno davvero poi. Quindi diciamo il pericolo ci sta, ragazzi, non è che... Però io credo e speriamo che non lo facciano. Guarda Lupus, io li rimpiango, ti giuro, gli anni 85-90, guarda, li rimpiango proprio. Lo so, ma questi non prendono lo stipendio, Letizia, questi prendono... Io sono del 76, quindi me li piango quegli anni. Quindi gli anni 85-90 fino al 95, ragazzi, proprio anni spettacolari su tutto. Eppure mia mamma dice la stessa cosa, dici come erano gli anni suoi, non erano diciamo i nostri, quindi in effetti è vero, il primo Walkman adesso sta qualcosa che lo metti nel pantalone, l'iPad, l'iPod. Io 76, guarda, e mi ricordo ancora che... Ma ci stava tutto, guarda, gli anni 80 e 90 sono stati i migliori secondo me, dal punto di vista non c'era il computer, quando volevi un amico, no, no, non rimpiango nulla, però ci stava più cosa per i ragazzi quando voleva andavamo a giocare a pallone, adesso tutto a chattare su Facebook, Twitter, Instagram, cioè alla fine la gente sta incollata ore e ore sulle chat. Non mi sposo più. No, no, io ho detto no, io ho detto che se rinasco mi faccio prete, così faccio i milioni. Quindi se rinasco di nuovo faccio prete. No, ragazzi, guardate, io mi ricordo che sì, ciao Massimo. Io mi ricordo gli anni 84, 85, poi Messico 86, dai, chi è che non se lo ricorda, ragazzi? Io mi ricordo ancora come se fosse adesso a incollare le figurine. Tutte Messico 86 facevo la collezione, mio zio mi portava i calciatori e io ad azzeccare tutte queste cose per completare Messico 86, quindi è stata proprio una cosa bellissima, ma bei ricordi, diciamo. Ricordo le patatine, penso che anche voi, comunque, quella mano che azzeccava di solito, se vi ricordate, i maschi cercavano di colpire le ragazze con quella mano che appiccicava, diciamo che puntualmente però andava sotto al soffitto della casa e poi non la potevamo tirare più giù. In effetti me li ricordo come se adesso fosse, quindi mi ricordo che compravi le patatine, quelle della San Carlo, usciva sta mano tutta, che poi era tutta un guendo, un diciamo, il terremoto, né il terremoto io ero nato allora, quindi non me lo ricordo. I videogiochi, Pac-Man, tutti questi qua, Mario Bros. Io 43, 76, 43, 2019. Quindi diciamo Pac-Man, Mario, Super Mario World, Nintendo, Super Nintendo. Sì, sì, l'ho bloccata già, l'ho bloccata già. L'avevo vista già Elena, che non era lei che scriveva. Già l'ho bloccato, che è la falsa avvocatella. Quindi diciamo che erano anni, ragazzi, che secondo me non tornano più indietro. Io mi ricordo che andavamo io con mio nonno, io ero piccolino, avevo 7-8 anni, e mio nonno, ero piccolino, mio nonno andavamo con la carretta, non so se avete presente la carretta, non so come dirlo in italiano, diciamo quella cosa di... diciamo quella cosa con due ruote che si mettevano le cose sopra. Questa cosa qua l'ho letta in una, come si dice, un sito russo in effetti, questa notizia del CERN. Tu basta solo che scrivi in russo CERN e poi ti esce sulla pagina russa. Basta che fai così e io faccio così quando voglio notizie che non riesco a trovare qua.
faccio sul traduttore, scrivo CERN massima, Ginevra, sì sì. Poi dopo se trovo qualche sito in italiano che lo dice pure, te lo metto come diciamo link sotto. La carretta, sì sì, eh. Mio nonno aveva la carretta, andavamo a prendere l'acqua minerale dalla sorgente. Qui stava una sorgente a via Irno. Sì, sì, ho controllato, sì, sì. Io andavo con mio nonno a prendere l'acqua, a prendere il carbone, perché si usava la braciera qua, non c'era il gas, il metano e tutte queste cose, quindi in inverno facevamo il braciere con la carbonella. Quindi sì, 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 ho controllato, sì, sì. Quindi diciamo che erano altri tempi, ragazzi, rispetto a mo'. Sono cambiati proprio adesso stufa a gas, scaldino, termosifoni di ghisa. Vabbè, i termosifoni di ghisa pure allora c'erano. Però di solito io sono cresciuto con mia nonna e mio nonno, avevamo il braciere, quindi diciamo avevamo questa cosa di fare il braciere perché ci divertivamo, mettevamo il coso di legno sopra e tutti i belli piedi sopra. Sì, ma non lo so Massimo, ti dico la verità, anche perché stavo dicendo che aprire un portale dimensionale è come aprire un buco nero, in effetti è molto instabile, quindi si può collassare su se stesso, quindi se un buco nero, qualsiasi altra cosa collassa su se stessa, diciamo che può provocare come ti devo dire, diciamo ci inghiotte la terra per farla breve, capisci? Quindi ci inghiotte tutto il pianeta Terra, quindi in effetti collassa e questo buco nero l'ho fatta già fuori, sì, sì. Già Elena, non era Elena Falchi, era una, diciamo, era la solita signora che dà fastidio, quindi già l'ho bloccata, ragazzi. Quindi in effetti può diciamo collassare e inghiottire tutto quello che trova. Quindi giustamente stando sulla terra, Massimo inghiotta a noi per primo la terra. Quindi è quello il problema. Se per puro caso si aprisse un buco nero, può collassare perché quelli sono instabili, cioè in natura, diciamo, quando ci sono molte energie forti, allora il buco nero diventa stabile e sì, ma quelli perciò sono proprio, non stanno proprio bene. In effetti rischiano proprio loro in prima persona. Però loro dicono che sono sicuri, che le teorie che fanno, che poi le teorie sarebbero degli scritti, quindi delle equazioni matematiche, a loro risulta che non succederebbe nulla, ma è tutto da vedere sempre poi. Quindi in effetti un conto è la teoria e un conto, come sempre dico, è la pratica. Quindi secondo la teoria dovrebbe andare tutto bene, però la pratica è un'altra cosa, quindi ma quello dicevo io, quindi evitare di giocare a fare Dio, questo stavo dicendo. No, e questi sono sempre diciamo, i poteri forti, sono sempre loro al finale che cercano di vedere se possono andare oltre l'universo, se esistono altri mondi, cioè sono sempre loro al finale, quindi gira e gira l'ortolano, ma il frutto è sempre lo stesso, quindi non cambia. Sì, sì, ma guarda, là non ci sta, come dici tu, non è che possiamo fare, come dici tu, là il minimo errore è fatale. Là non puoi permetterti di sbagliare. È come quando prendi il pesce palle, ragazzi, il pesce palle è velenosissimo. In Giappone lo fanno solo persone specializzate. Però può succedere che se li sbagli a tagliarlo o a farlo, quello c'ha una tossina mortale, chi mangia quel pesce se ne va all'altro mondo immediatamente. Quindi
non ci puoi, là non puoi sbagliare, perché se sbagli diciamo, muore il cliente, quindi anche qui in queste equazioni non puoi permetterti di fare un minimo errore, anche come dice Massimo, un minimo errore è fatale. Ma io questo non capisco pure io, perché fare tutta questa cosa? Ma cambio di che ce ne importa se ci sta un altro mondo parallelo, se il buco nero ci fa passare da una parte all'altra, se il famoso wormhole è un passaggio verso un altro mondo, che ce ne importa? Abbiamo tanti problemi, qua ci mettiamo a pensare pure ai problemi degli altri. Non so perché tutta questa cosa, questo correre a trovare sti alieni, queste nuove forme di vita. E ragazzi, qua spendono miliardi e miliardi. Non è che dice, certe volte dice, vabbè, mandiamo l'uomo sulla Luna, che poi non lo so se sia vero o no. Però ragazzi, per mandare l'uomo sulla Luna, questi spendono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di euro. Ma non fate prima a fare qualcosa di utile sulla Terra invece di fare ste stronzate? Cioè, tu spendi miliardi di euro perché vuoi mandare l'uomo sulla Luna a fare la passeggiata lunatica. Ma per favore, aiuta le persone che non ci stanno bene. Questo fanno sto coso di CERN di centinaia di chilometri perché devono trovare il bosone di Higgs, la particella di Dio. Ma io allora non capisco perché vogliono provare a fare Dio. Questo non mi entra in testa, guarda. No, ma poi come dice Massimo, i primi sarebbero loro i primi a morire proprio, nel vero senso della parola. Poi non è che dice, vabbè, su 4-5 di loro, vabbè, là sono 6.000 di loro, 6.000 scienziati di 86 paesi diversi, cioè ogni nazione ha 2-3 scienziati. Cioè là tutto il mondo sta lì. C'è uno dell'America, due del Mississippi, due di qua, due dell'Italia. Cioè 6.000 scienziati stanno là sottoterra a giocare a fare Dio là, a fare teorie, pratiche e tutte queste stronzate così, ragazzi. Cioè questi stanno 6.000 di loro. Allora io secondo me quello più terra terra per... Sì, 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 ho fatto io, sì. Secondo me uno scienziato così di questi anche a livello basso prenderà sui 15-20 mila euro al mese, ragazzi, questi. Ne sono 6.000, no? Guardate quanto spendono il governo per mantenere queste persone lì sotto a fare, a giocare, come dico io. Anche perché ho controllato su un sito americano in passato e guadagnano 15-20 mila euro, più quelli là più, diciamo così, quelli là più specializzati anche 30.000 euro. Sì, sì, è facile da preparare. Una volta che l'hai pulito, tu lo devi aprire, lo devi pulire, togliergli la pelle, poi pulisci i tentacoli alla fine, metti un po' di olio, metti un po' di aglio, come vedi che l'aglio incomincia un po' a friggere, prendi i calamari e buttali dentro, ci metti il coperchio e lo fai stufare un po', lo giri, lo rigiri. Poi prendi i pomodorini, gli metti una tazza di acqua, diciamo un bicchiere d'acqua e lo fai tirare, quindi lo fai, sì sì, spellarlo, sì, perché se ci fai caso c'ha quella pellicina sopra, quindi lo devi far diventare bello, deve uscire bianco, non come l'hai visto quando ho fatto il primo video, che era scuro, se ci facevi caso, quando tu lo spelli quello diventa bianco bianco. Fai friggere un po' l'olio, l'aglio, come vedi che l'aglio non lo devi far bruciare l'aglio, butta subito nella ciotola che hai i calamari, oppure con quella poca di acqua che è rimasta dentro, butta tutto dentro, vedi che comincia ad arricciarsi nell'olio, fallo, metti il coperchio e lo fai stare 10 minuti così. Poi prendi i pomodorini, quelli là rotondini, ciliegini, e li butti dentro, metti una tazza di acqua, un bicchiere d'acqua, metti il coperchio e fai tirare finché non si tira tutto. È a posto. Poi i pomodorini, io questi qua li ho passati con il mixer. Tu puoi anche rimanerli interi come stavano, quindi
poi dipende dai gusti, capisci? Però ci sta pure chi rimane il pomodorino rotondo come sta, è normale. Sì, ma ci vuole nulla, è facile fare i totani, i calamari col sugo, ci vuole proprio niente. Perdi più tempo a pulirli belle per togliere la pulcine e cosa che non per cucinarli, perché una volta che li hai belli girati nell'olio bollente, hai messo il pomodoro e il bicchiere di acqua, devi solo aspettare che cuocerlo, quindi che il sugo si ritira. Quindi facilissimo proprio, ragazzi. E fai primo e secondo, ragazzi. Fai un piatto unico, un bel calamaro con una bella 80-100 grammi di spaghetti e stai a posto. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi per qualche altra notizia. Speriamo che questi non ci fanno svegliare morti. Sì, sì, è un piatto completo. Quando hai preso un bel calamaro, visto che erano grandi, e un bel 80-100 grammi di pasta, stai completa fino a stasera. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito, tanto sono le 3, penso che avete già mangiato, comunque pure state per mangiare, quindi ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti ragazzi, ciao Massimo, ciao Letizia, ciao Avvocatella, ciao a tutti.